Amici di Bella Sicilia, oggi è il giorno più importante per questa città. Sta per iniziare la processione della Vara a Messina. Eccola qui davanti a noi. Migliaia di persone qui per assistere a questo grande evento che si svolge ogni anno nei giorni di Ferragosto, e poi tantissime persone a portare la Vara con le funie che sono state appena sganciate, tutti a piedi scalzi. Lì maestosa la Vara con la Madonna, con l'urna della Madonna al suo interno, e tra poco si parte. Pensate, questa grande Vara non ha ruote ma solo una slitta in ferro. Ciao Diego, fateci sapere da dove ci state guardando, amici. Intanto buon Ferragosto a tutti voi. Tra poco si parte, allora fateci sapere da dove ci state guardando in questa calda giornata d'estate. Circa 35 gradi la temperatura che si registrava fino a poco tempo fa. E il caldo non preoccupa, non spaventa i portatori della Vara. Vedete, a piedi scalzi, tra poco cammineranno sull'asfalto fino a raggiungere in serata poi la Piazza Duomo. Momento molto sentito, molto suggestivo qui a Messina. Partenza sempre da questa piazza e poi si percorreranno le vie principali della città. Ecco le corde, vedete? Ciao Laura, buona giornata anche a te, buon Ferragosto. Allora fateci sapere da dove ci state guardando, da dove siete collegati. Tra pochi minuti la partenza della processione. Stanno scegliendo le corde, quindi i portatori si stanno posizionando. Antonino ci saluta da Roma, ciao. Vedete le corde? Dorota ci saluta da Varsavia, ciao, che bello, ecco, portiamo la nostra Sicilia, la nostra bella Sicilia all'estero. Ricordate sempre di condividere i nostri video, di lasciare un mi piace, di lasciare anche un semplice commento, ci aiuterà a portare in giro per il mondo la nostra bella Sicilia. Ecco, guardate le corde. E poi tutti rigorosamente a piedi scalzi. Ciao Grazia. Vedete, l'asfalto è stato bagnato con l'acqua delle acque botti, perché bisogna abbassare la temperatura dell'asfalto. Allora, salvo Serena, siamo nella città di Messina, alla porta d'ingresso della Sicilia. Questa è la festa più importante, si svolge ogni anno a Ferragosto, anche se i festeggiamenti iniziano qualche giorno prima e coinvolgono un'intera città, tanti giovani
vedete anche tante donne a piedi scalzi a tirare la fune di questa grande vara. Il peso di questa vara naturalmente rende difficile far scorrere la slitta, che è realizzata semplicemente in ferro senza ruote, quindi la slitta in ferro dovrà camminare sull'asfalto. Caterina ci segue da poco distante dalla Calabria, ecco al grido di Viva Maria partirà tra poco la processione. Ecco che la vara è entrata in funzione. Ciao Grazia, ciao Maurizio, facci sapere anche se si vede, se si sente bene questa live. Siamo pronti per partire. Antonino, sì, al grido di Viva Maria tra poco partirà la processione della vara, edizione 2024. E noi di Bella Sicilia con Onda TV vi racconteremo alcuni dei momenti di questa grande manifestazione che coinvolge tutti. Ciao Alessandro, ciao Maredin, ciao Pina d'Ancona, da Palazzo Adriano ci saluta Alessandro. Ricordate sempre di condividere i nostri video, di lasciare un like e di lasciare anche un commento semplicemente per dirci magari da dove siete collegati. Ci farà molto piacere e ci aiuterà a far arrivare più lontano le nostre immagini per far conoscere gli eventi della nostra bella Sicilia in giro per il mondo. Migliaia di persone qui pronti ad assistere alla partenza. Ciao Maria, ciao Alessandro, ciao Rosa. E dalla Svizzera ci saluta Edoardo, ciao. Viva Maria, vedete appunto i fedeli qui a piedi scalzi, tra poco porteranno la vara, tireranno questa fune, immaginate lo sforzo, ma abbiamo sentito alcuni dei portatori prima dell'avvio e ci hanno detto che la Madonna Maria non farà sentire loro le fatiche di questa giornata. Ciao Evasio, ciao anche da Boston, ciao, che bello. Da Milano ci saluta Dara. Non so dalle vostre parti, ma qui in Sicilia oggi fa particolarmente caldo, proprio ormai da più di un mese. Però, come dicevamo, i portatori in questo momento provano una grande emozione che fa superare loro tutte le fatiche. Ci saluta Filippo dalla Colombia, poi Maria da Vercelli, Giovanni dalla Germania, un saluto anche da Rosanna e dalla Svizzera, Luigi, ciao. Ciao Domenico, messinese, ci segue da Novara e quindi portiamo Maria nella tua località con questa live. Ciao Vincenzo da Roma, Giuseppe, sempre emozionante, sì, è vero. Ciao Roberto, ciao Nicola.
Luigi sta piangendo quando questa grande emozione, e noi oggi abbiamo raggiunto la città di Messina proprio per voi, per regalarvi queste emozioni. Allora Aldo, ciao, ciao Maria da Torino, ciao Maria da Vercelli. Questa è la festa della Vara, tra poco la processione. Da Messina, città porta d'ingresso della Sicilia, con tanta storia, dove le tradizioni continuano, e qui vedete tanti giovani che continuano le attività portate avanti dai genitori, dai nonni. Lì al centro della Vara c'è l'urna con Maria. Ciao Luigi, ciao Sara, ciao Leonora da Agrigento. Si parte, e si parte.
Amici, si parte, ciao Cristina, ciao Pino, ciao Pasqualina, ciao Antonella. Non parlare più però, non parlare più, non parlare più, E allora amici, fateci sapere da dove siete collegati. Cristina scrive che emozione. Emozionante Giuseppina. Ecco, scrivete da dove ci guardate, ci fa sempre piacere sapere da dove siete collegati. Questa è la Vara di Messina, tra poco la grande Vara sarà portata in processione. Pensate, la Vara non ha ruote, quindi sarà portata solamente con questa grande slitta in ferro. Fuori programma, un piccolo ha perso il genitore in questo momento, ma è stato individuato, dai. Fortunatamente. Allora, Giuliano ci saluta da Varese, Niki da Milazzo, quindi ci potrà seguire anche su Onda TV, canale 75. Presto un servizio completo con alcune interviste. Mica pure io lo voglio fare, no? Ci siamo. Ecco che la Vara è entrata in funzione, vediamo i movimenti, gli angioletti che ruotano. Pensate, una volta quegli angioletti erano rappresentati da bambini veri e succede ancora in un paese della Sicilia. Siamo stati qualche anno fa a Randazzo e lì ancora gli angioletti sono rappresentati da bambini in carne e ossa. Dalla Toscana ci saluta Enzo, e poi da Milazzo, ciao Santina, seguici anche tu poi su Onda TV, canale 75. E penso che ci siamo. Ecco, tantissime persone a immortalare con macchine fotografiche, con cellulari, questo momento di grande fede. Guardate quante persone qui sulla via. Poi molto suggestivo quello della girata che sarà effettuata in serata, la girata della Vara. Ciao Pasqualino, ci saluta da molto lontano Valerio da Brescia. Luigi, canale 75 del digitale terrestre e poi anche su ondatv.it c'è il sito, c'è la possibilità di seguirci in streaming. Nino e Maria ci salutano da Milano, viva Maria. Perfetto, Onda TV Giovani, perfetto, no, in diretta non in questo momento, ma ci saranno dei servizi di approfondimento già da domani nei telegiornali con varie interviste che abbiamo raccolto e che raccoglieremo in questa giornata. Ciao Niki. Piccolino, sono bravi, piccolino, non vedi? Forse si parte dalla Polonia, ci arrivano i saluti. Dall'America Nicola. E si parte.
la processione della Vara è partita, l'abbiamo vista passare davanti ai nostri occhi e adesso vedete si continua a portare in processione la Vara trainandola e spingendo la slitta in ferro, quindi senza ruote. Immaginate la fatica. Ed ecco qui le migliaia di persone al seguito della Vara. Siamo a Messina. Vediamo se riusciamo a posizionarci nuovamente davanti alla Vara. Non sarà facile, ma ci proviamo. Intanto fateci sapere da dove ci guardate. Ciao Giuseppina. Ed eccola qui la Vara. Facciamo fatica a muoverci perché ci sono migliaia e migliaia di persone attorno alla Vara. Ciao Giussi. Ci facciamo spazio, vediamo un po' se riusciamo. Ecco. Ed eccola qui. Lì vedete l'urna con Maria all'interno, è stata posizionata poco prima di partire. Questo è l'angolo con Viale Giostra. Vieni qua, vieni qua. Quindi prima fermata, saranno diverse le fermate perché potete immaginare la fatica dei portatori. Guarda. Ciao Daniele dalla provincia di Catania, dalla bellissima Paternò. Cerchiamo di raggiungere insieme a voi quindi la parte anteriore della processione. Luigi ci saluta da Torre Faro, quindi proprio vicino qui a Messina. Amici, noi cerchiamo di trovare una posizione magari più agevole, ci collegheremo nuovamente più tardi con la live. Intanto un caro saluto da Messina. Viva Maria, la festa della Vara.